Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo sabato di luglio in cui tuttavia c'è molta cronaca politica, ma non solo, anche naturalmente gli strascichi del maltempo e le prospettive per le prossime ore perché pioverà ancora e nelle zone già battute già si guarda al cielo con una certa preoccupazione. Avremo cronaca dalle strade purtroppo perché ci sono stati altri incidenti stradali gravi in queste ore, ma noi andiamo subito in diretta da Villa Margherita, dal Parco degli Alberi Urlanti a Treviso, dove ci sono Elena Dal Forno e il candidato alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra Giovanni Manildo, che proprio dal Parco questa mattina ha voluto dare avvio alla sua campagna elettorale. Elena, buongiorno a te, buongiorno a Giovanni Manildo. Sì, buongiorno Lina e buongiorno naturalmente a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Antenna 3. Siamo qui con Giovanni Manildo, candidato presidente regionale, ex sindaco di Treviso, Nicoletta Rizzetto alla parte tecnica. Ecco, Giovanni Manildo, iniziamo proprio da dove abbiamo chiuso, cioè sogna ragazzo sogna. Giovanni Vecchioni a chiudere questo slogan, creiamo futuro. Forse è la volta buona, c'era un entusiasmo palpabile. Beh, c'era un entusiasmo veramente incredibile, la consapevolezza che questa volta è diverso, dopo 30 anni di Galan-Zaia abbiamo voglia di vestire l'alternanza con un entusiasmo che oggi era palpabile. Siamo partiti dai giovani che devono essere per e con noi insieme in questa campagna elettorale che vuole creare futuro. Sogna ragazzo sogna è stato un po' in musica questo tema di emozioni, competenza e coraggio che vogliamo mettere per creare insieme futuro. Ecco, nessuno deve essere lasciato indietro. Di oggi la notizia è che 11.000 giovani se ne sono andati dal Veneto lo scorso anno a cercare futuro. Certo, questo è il tema, siamo partiti per quello da Padova, è un tema, una emigrazione di competenze di ragazzi che dobbiamo far rimanere in Veneto e li dobbiamo far rimanere felici, e sono loro che ci dicono come. All'inizio, parlando con Tommaso e Matilde, due ragazzi di 18 e 20 anni, abbiamo detto è finito il tempo in cui noi adulti mangiamo la mela e raccontiamo il gusto ai ragazzi. Sono i ragazzi che ci dicono le loro priorità, il loro angolo di visuale e ci raccontano come creare futuro e prospettiva, e sono convinto che il loro apporto sarà fondamentale nell'entusiasmo, nell'atteggiamento e nelle idee di questa campagna elettorale. Ecco, una coalizione assolutamente unita, abbiamo visto molte personalità naturalmente della politica veneta e anche nazionale, da Piero Fassino naturalmente al segretario Martella, manca azione, ma siamo lì. Beh, è una coalizione ampia che sa essere attrattiva, stiamo discutendo anche con Azione, stiamo vedendo, abbiamo molti punti del programma che sono coincidenti con la voglia di parlare al Veneto che ha Azione, quindi sono confidente che la nostra coalizione è bellissima, e ringrazio le persone che hanno lavorato un anno e mezzo con le primarie delle idee, con la creazione di un linguaggio comune. È già la più ampia degli ultimi 15 anni, ma ritengo che possa essere ancora più ampia. Chiudiamo solo con il tema che è il nodo cruciale di questi giorni. Non c'è un candidato dall'altra parte, non c'è un avversario e non c'è neanche la data delle elezioni. Intanto mi aspetterei la data, perché come ho detto prima mi piacerebbe conoscere la data delle elezioni. Quanto al candidato si registra, è chiaro, è palpabile il fatto che il centrodestra sta vivendo con difficoltà il post era Galan-Zaia, e stanno vedendo un po' come una successione di potere, una successione di posti di governo. Noi abbiamo invece posto l'attenzione sull'entusiasmo, sulle idee, sulla voglia di creare prospettiva e creare futuro, e francamente questo entusiasmo mi piace, perché come ho citato nel discorso siamo per le cose che nascono, quindi abbiamo veramente voglia di creare un futuro diverso per questo Veneto. Ecco, proprio ieri ha incontrato Elly Schlein, che adesso ascolteremo. Una battuta su questo incontro. Beh, mi ha molto colpito la sua empatia, il fatto di essere veramente una di noi, la sua conoscenza dei temi di politica industriale del Veneto, la capacità di parlare di lavoro in modo bilaterale, non soltanto il lavoro dignitoso necessario, ma anche lo sviluppo del lavoro da parte per le piccole e medie imprese che animano il nostro Veneto, la fortissima condivisione sui valori della salute come diritto universale e sull'ambiente. C'è proprio un entusiasmo concreto, anche contagioso di idee, ci ha portato delle buone pratiche della Regione Emilia, della Regione Toscana, da cui veramente si può imparare, quindi è stato un incontro molto molto produttivo.
Ecco, io ti restituisco la linea, Lina, e so che adesso ascolteremo anche Elly Schlein. Da Treviso è tutto, poi nei telegiornali di questa sera ascolteremo anche tutte le altre voci a corollario della candidatura di Giovanni Manildo. Grazie a Elena Dal Forno e Nicoletta Rizzetto, grazie a Giovanni Manildo. Naturalmente, come diceva la collega, poi stasera immagini e interviste ulteriori su questa mattinata di avvio di campagna elettorale di Manildo proprio da Treviso, dalla sua Treviso. Ieri a Marcon li abbiamo visti anche insieme per la festa dell'unità, il primo incontro pubblico proprio tra Manildo e la segretaria del Partito Democratico, che ha detto è la persona giusta, lanciando poi anche delle stoccate agli alleati di centrodestra. Sentiamola. È una grande gioia essere qui per questa festa a Marcon e anche essere qui con Giovanni Manildo, il nostro candidato di cui siamo entusiasti. Ti ringrazio, Giovanni, perché è la tua esperienza amministrativa, la tua credibilità, la tua umanità che hanno agevolato che in Veneto si mettesse insieme la coalizione, credo più ampia che si vedesse dagli ultimi 15 anni. Quindi è proprio il segno che ci crediamo in questa sfida al tuo fianco per mettere davanti il lavoro, le opportunità per i giovani, le politiche industriali che servono a questo territorio che ha bisogno di essere messo in condizione di continuare a fare scuola in Italia e in Europa, e naturalmente anche la sanità, la salute, il diritto alla salute degli italiani, il diritto alla scuola, il diritto alla casa. Queste sono le questioni che sono emerse nel confronto programmatico di cui ringrazio davvero tutte le forze politiche che sostengono Giovanni Manildo in questa coalizione. Fatemi ringraziare in modo particolare il PD del Veneto, che ha con generosità e responsabilità guidato questo percorso in modo testardamente unitario per costruire questa alleanza, un'alleanza che non si è costruita contro qualcuno ma per le cose che vogliamo fare insieme. Questo fa tutta la differenza del mondo e Giovanni con la sua storia è la dimostrazione della qualità. Vogliamo offrire al Veneto un metodo diverso, quello che riparte dall'ascolto dei territori, delle imprese, dei sindacati, delle famiglie che sono più in difficoltà, perché è vero che questa è una regione avanzata, forte, ma in questi anni ha sofferto anche il Veneto, le diseguaglianze sono aumentate e, come dice sempre Giovanni, non vogliamo lasciare indietro nessuno, vogliamo costruire il diritto a restare per i giovani veneti. Questo vuol dire non far mancare i servizi, le opportunità, il lavoro dignitoso, e vuol dire anche, come tu dici spesso, che vogliamo un Veneto che non è di uno ma che è di tutte e di tutti. Speriamo che ci si arrivi presto. Noi ci siamo portati avanti con il lavoro, abbiamo fatto questo percorso programmatico. Voglio ringraziare Andrea Martella che è qui con noi, perché mi ha raccontato che è un percorso di partecipazione dal basso in cui sono state coinvolte addirittura 20.000 persone per dare il proprio contributo. Ciao Andrea, ti stavo ringraziando per il percorso programmatico, il coinvolgimento di 20.000 persone, l'ascolto dei territori che hanno fatto maturare un programma concreto delle cose che vogliamo fare. Mentre dall'altra parte litigano per le poltrone e per le candidature, ed è incredibile, fatemi dire, che quando si chiude un ciclo importante come 15 anni di Zaia e prima 15 anni di Galan, non abbiano preparato il dopo, cioè non si siano occupati di costruire il ricambio, l'innovazione, investire su una nuova classe dirigente. Noi ci siamo mossi per tempo, siamo pronti per questa sfida, abbiamo molto in chiaro in testa le priorità per i veneti perché ce le hanno dette loro. Grazie. Buon lavoro. Grazie. E dunque Manildo già individuato dal centro-sinistra, la data delle elezioni che ancora non c'è, anche se c'è un range tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre, e poi il centrodestra naturalmente. Il confronto tra Lega e Fratelli d'Italia è serrato e un accordo ancora non c'è. Sentiamo. Claudio Borgia, questa voce che parla di una sorta di accordo tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini per lasciare il Veneto alla Lega, secondo lei risponde la verità? Guardi, io credo che ad oggi queste siano notizie prive di fondamento. Una volta si sarebbe detto notizie false e tendenziose, o in epoca democristiana segnali politici chiari tra righe e fumose. Fatto sta che per il presidente Borgia, conoscendo bene Giorgia Meloni, il Veneto è tutt'altro che in mano leghista. Io ho la fortuna di conoscere Giorgia Meloni da quando sono ragazzo, quando ero presidente dei giovani di Alleanza Nazionale della provincia di Treviso, e lei era la mia leader nazionale. E ecco, non posso che essere orgoglioso dello straordinario lavoro che fa per l'Italia,
per il Veneto e per tutti i cittadini. Niente predominanza leghista, sottolinea Borgia, forte dei dati sia delle politiche che delle europee. È però bene ricordare che alle ultime politiche in Veneto abbiamo preso il 32% e io devo dirlo, sono orgoglioso di essere il presidente provinciale che ha portato alle europee Fratelli d'Italia al 37%. Come dire, la maggioranza nel centrodestra decide e Fratelli d'Italia è il partito di maggioranza relativa, ma non solo, del centrodestra italiano. Da questo si partirà e si partirà anche e soprattutto dalle qualità umane, dalle qualità politiche del futuro candidato governatore del centrodestra. Poi Borgia lancia una stoccata direttamente a Luca Zaia. I cittadini dicono però questa cosa sta andando avanti troppo a lungo, non si capisce neanche quando andremo a votare. Non è che bisognerà fare un po' di pressione in regione perché almeno la data delle elezioni sia fissata? Guardi, non siamo stati noi a discutere di terzo mandato per mesi, anzi noi abbiamo continuato a lavorare sui temi. È ovvio che tutti auspichiamo che ci possa essere quanto prima la data, che ci possa essere un candidato e che si possa incominciare questa campagna elettorale che dovrà portare i temi del futuro del Veneto al centro del dibattito politico. Ed incara la dose, chiamando in causa l'autonomia, ricordando come la Lega fosse presente in governi sordi alla richiesta dei veneti. Mentre altri, come dire, in passato, altri governi hanno cincischiato sul tema dell'autonomia, il governo Meloni ha lavorato seriamente, ha presentato una legge, un progetto di legge, è passata in Parlamento, oggi c'è un, come dire, quadro normativo importante sul tema dell'autonomia e questo è merito di Fratelli d'Italia ma soprattutto di Giorgia Meloni. Ecco, da questo si ripartirà per portare l'autonomia in Veneto. A breve sentiremo anche la voce di Forza Italia perché Flavio Tosi è previsto in visita in provincia di Belluno proprio questa mattina. Ci collegheremo con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. In attesa che arrivi proprio Tosi, che ha un po' di ritardo, noi andiamo avanti con la cronaca. E rimaniamo comunque in zona perché 4 persone sono state denunciate per bancarotta fraudolenta nell'inchiesta della Guardia di Finanza sul fallimento dell'Hotel Auronzo, storica sede del Ritiro della Lazio. Scoperto un sistema di distrazione di fondi, fatture gonfiate e spese personali a carico dell'azienda. Un dissesto studiato a tavolino è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza sul fallimento dell'albergo Auronzo, unico hotel a 4 stelle della Vallata, simbolo per 17 anni dei ritiri estivi della Lazio, dichiarato fallito nel 2022 con sentenza del Tribunale di Belluno. 4 le persone denunciate a vario titolo per bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e preferenziale. Al centro una società bellunese svuotata a vantaggio del socio unico, una holding napoletana già fallita da 10 anni. Nei guai sono finiti 3 imprenditori campani e un laziale. Le indagini hanno ricostruito operazioni societarie e flussi bancari sospetti, 800.000 euro trasferiti in più tranche senza delibere né coperture legali, 1.600.000 euro in fatture gonfiate per lavori di ristrutturazione dell'albergo mai realmente eseguiti, un rimborso illecito da 250.000 euro e spese personali per 130.000 euro in viaggi, cene, soggiorni in alberghi di lusso nei luoghi esclusivi della costiera amalfitana e persino centri estetici. Il colpo finale, la vendita sotto banco di un immobile aziendale da $500.000 ceduto a un soggetto legato al socio unico con l'obiettivo di favorirne le pretese. Fondamentali le perquisizioni a Roma e Napoli. Nei PC e negli studi professionali le Fiamme Gialle hanno rinvenuto documentazione occultata che ha inchiodato 2 soggetti, uno campano e uno laziale, per il tentato depistaggio. A coordinare l'inchiesta la Procura della Repubblica di Belluno. Oggi l'albergo Auronzo è passato di mano alla società Stay in Cortina con sede a Cortina che l'ha acquistato all'asta, mentre la Lazio ha trasferito a Formello, poco distante da Roma, la sede del suo ritiro estivo, interrompendo una tradizione di ben 17 anni ad Auronzo. A Rovigo adesso torniamo sulla mattanza di Amine Gara, il 23enne tunisino sarebbe stato ucciso per vendetta, 5 giovani pakistani fermati, uno in particolare è accusato di omicidio premeditato.
Non si sarebbe trattato di una rissa, ma di un omicidio premeditato, una vendetta pagata con il sangue e costata la vita. Dopo appena 6 giorni gli investigatori della squadra mobile hanno fermato i 5 giovani pakistani ritenuti a vario titolo responsabili della morte del 23enne tunisino a Minegara, avvenuta nei giardini delle 2 torri in Corso del Popolo, nel Salotto Buono di Rovigo. Nell'aggressione di sabato scorso era stato gravemente ferito anche un amico di gara, un 30enne, pure lui tunisino, poi ricoverato in prognosi riservata. A confermare il quadro con una nota la procuratrice Emanuela Fasolato: i fermi non solo sono motivati dalla gravità dei reati, ma anche dal pericolo di fuga. Non a caso il principale sospettato, indagato per omicidio premeditato, è stato fermato ad Aprilia, in provincia di Latina. Gli altri 4 pakistani a cui viene contestato il concorso anomalo nell'assassinio, oltre alla rissa, sono stati rintracciati tra Rovigo e Torino di Sangro, in provincia di Chieti. A tutti viene addebitato il tentato omicidio del secondo tunisino. Una vendetta quindi, una risposta ad una precedente aggressione avvenuta il 17 luglio in cui ad avere la peggio era stato uno dei pakistani colpito con una bottiglia di vetro. Lui però se l'era cavata con una prognosi di soli 10 giorni. La resa dei conti ha portato all'uccisione del 23enne, da anni a Rovigo e molto noto in piazza. A Minegara è stato colpito da un collo di bottiglia infranto che gli ha provocato una lesione al fegato e al torace. Scena da Far West, sangue e urla, la 4ª violenta rissa in un mese che ha portato a un aumento di controlli e forze di polizia sul territorio nel capoluogo del Polesine. E dunque adesso cambiamo tema, parliamo di incidenti stradali, ancora giovani protagonisti. Ci colleghiamo in diretta da Sandona di Piave con Ilaria Marchiori, che ha da darci conto di 2 gravi incidenti che sono capitati in serata. È con Romina Ceccato, che noi conosciamo bene per il suo impegno per la sicurezza stradale, che ieri era nei pressi di questo incidente che ha coinvolto proprio il territorio di Sandona, rivivendo purtroppo il dramma che le è toccato. Ilaria, a te, buongiorno. Sì, buongiorno anche a Tellina, buongiorno ai nostri telespettatori. E proprio come hai detto tu, ci troviamo in via Calvecchia a Sandona di Piave, dove ieri sera intorno alle 23:30 è successo questo incidente sul punto che vedete alle mie spalle e che sta riprendendo Simone Merlo, dove ci sono appunto queste transenne. Ad avere la peggio una ragazza di 23 anni che è ricoverata adesso in gravi condizioni all'ospedale, è stata portata via con l'elis soccorso. E come hai anticipato, sul posto qui c'era appunto Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba Luci sulla Buona Strada, che insomma noi appunto conosciamo bene, ma adesso ricorderemo purtroppo anche per quale motivo. Lei era qui che stava insomma presenziando alla Sagra di Paese, ha sentito questo botto, poi che cosa ha visto? No, a dire la verità ho sentito qualcuno che gridava: oddio, è successo un incidente, logicamente come hai detto tu, so il ruolo che ho, sono uscita a vedere e ho visto una macchina, come hai detto tu, accartocciata, appiccicata qua, e l'altra della ragazza proprio sembrava una scatolina. Mi sono subito preoccupata come mamma, avendo perso già io un figlio, che questa ragazza potesse essere viva, e pregavo dentro di me. La cosa che non riesco a capire è che molte volte in questa strada tutti quanti lo continuano a ripetere, corrono. I cittadini qua hanno fatto più di qualche richiesta, di qualche affermazione, parlare con qualcuno, perché questa strada ti porta a correre e sorpassare senza niente. Era qui tranquilla questa ragazza e logicamente un'auto un po' più veloce. Poi sai, io non sono qui per dare le dinamiche di come possono essere accaduti i fatti, io sono qui solo per capire una cosa: come mai non si riesce a fermare o a rallentare questi incidenti stradali, perché abbiamo fatto un codice nuovo della strada, ci sono regole diverse, vogliamo più forze dell'ordine, qualora siamo i primi a non rispettarli, vediamo l'ultimo incidente anche del ragazzo, mettiamo gli autovelox, qualora capiamo che chi vede un autovelox non è che siamo sciocchi, poi abbiamo la tecnologia al giorno d'oggi che ci rallenta, ma aver visto questa ragazza accartocciata dentro mi è sembrato di tornare indietro di 6 anni fa, di quando mi era successo. Io devo dire una cosa veramente: bravi, anche se molte volte le persone li criticano, brave le forze dell'ordine, bravi i pompieri, perché sono intervenuti immediatamente e hanno cercato in tutti i modi di tenere e di cercare di estrarre questa ragazza. Poi è arrivato l'elicottero
E io ho pregato e prego tuttora che questa possa farcela e sono proprio vicina a questa mamma, a questa famiglia. Ecco, ricordiamo anche, Romina, che da più e più fronti arrivano continuamente appelli per garantire maggiore sicurezza sulle strade. Questa, ad esempio, che tipo di strada è? È una strada sicura, una strada su cui succedono incidenti frequentemente, oppure quando parliamo di appelli si tratta di una questione diffusa anche sul territorio? E lo ricordiamo, questo è un weekend particolarmente caldo, in particolare per le strade che conducono al litorale, proprio perché ne abbiamo parlato anche ieri nei nostri telegiornali, è in corso l'esodo estivo. Sì, e allora io preciso una cosa, come l'ho detto l'altro giorno al direttore Bacciale a Focus. Allora, parliamo solo di dati e quando si parla di incidenti si dà solo scontato i morti. Allora, gli incidenti per quanto mi riguarda sono quelli che rimangono feriti e quelli che possono anche rimanere da qualche trauma. Quindi si parla di incidenti a 360 gradi, a prescindere se ci sia il morto o non ci sia il morto. Anzi, forse, essendoci non il morto ma anche il ferito, dovremmo capire di più che cosa poter fare. Allora, abbiamo voluto, non è stato proprio voluto, però è stato messo un nuovo codice stradale, ma vedo che questo nuovo codice stradale non è che sta rallentando gli incidenti. Poi diamo colpa a chi beve. Ma mi sembra che ultimamente sulle nostre strade gli incidenti sono alla mattina e al pomeriggio, ma velocità, distrazione. Quindi io mi faccio una domanda. Perché diamo anche tanta colpa? No, ma vanno in discoteca. No, ragazzi, si sale in macchina, si corre, si usa il cellulare, ma si usa anche il Bluetooth, perché molti non danno l'importanza di quella nuova tecnologia del nostro Bluetooth che è in macchina, che è una distrazione. Allora io mi chiedo, le teste delle persone non le possiamo cambiare, perché altrimenti dovremmo cambiarle tutte. Mi chiedo dall'alto, che cosa si può fare? Perché noi associazioni siamo stanche di parole. Allora deve succedere a chi per poter muovere qualcosa? Romina, tra l'altro, prima di restituire la linea, come dicevamo anche prima, questo incidente l'ha riportata, ahimè, con la mente a quel tragico giorno di luglio di 6 anni fa, quando anche lei ha perso suo figlio. Sì, certo. Mi ha riportato a vedere e a capire quanto sia importante il valore della vita e quanto sia utile che io continui questa battaglia. Specialmente per rispetto di queste persone e specialmente perché se nessuno vuole capire, in qualche maniera cercherò io di capire. Come ho detto al direttore Bacciali, io e altre associazioni adesso, se nessuno ci ascolta, andremo a Roma, ci metteremo fuori, vediamo se siamo ascoltati. Grazie a Romina Ceccato. Io qui da San Donà di Piave restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori e Simone Merlo che è con lei per la parte tecnica, grazie come sempre a Romina Ceccato. Gli incidenti non sono finiti qui, ce ne sono stati altri purtroppo rispetto a San Donà e Concordia Sagittaria, come ha citato la collega. Nella notte sulla statale 14 all'altezza di Canoghera, ecco l'immagine, forse per la scarsa visibilità a causa della pioggia battente, 2 automobili si sono scontrate attorno alle 3 del mattino. Immediato sul posto è stato l'intervento dei vigili del fuoco arrivati dal comando di Mestre. Gli operatori hanno avuto il compito di mettere in sicurezza i mezzi, estrarre dalle lamiere il conducente di uno dei mezzi coinvolti, il ferito che è stato affidato poi al 118 e trasportato in ospedale, illeso invece l'altro automobilista. A occuparsi dei rilievi gli agenti della polizia stradale. E ho da mostrarvi anche le immagini di un altro incidente, se possibile, eccolo qua. Questo è avvenuto invece nella mattinata di oggi, 8:45, a Sant'Angelo, in via Sant'Angelo, comune di Treviso. Il ribaltamento di un'autovettura finita contro un albero abbattendolo. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a soccorrere il conducente, rimasto intrappolato all'interno, e anche in questo caso naturalmente affidarlo poi all'ambulanza del SUEM ed è stato portato in ospedale. Anche qui la polizia locale per i rilievi.
Allora, l'ha menzionato la collega Ilaria Marchiori, abbiamo parlato in queste ore di previsioni di traffico, sappiamo che è un weekend da bollino rosso, poi ne parleremo anche col collega Omar Costantini da La Tisana, problemi naturalmente che ci si aspetta in autostrada, ma in generale per gli spostamenti di questo fine settimana bisogna fare attenzione un po' su tutte le arterie. Cava ha dato il via alla campagna di sicurezza Pit Stop Vacanze. Per tutta la giornata sono stati effettuati servizi con un vero e proprio villaggio della sicurezza. Sentiamo. Una cosa importantissima è da ricordare come soprattutto i nostri bambini, quelli che soprattutto non raggiungono 1,50 m di altezza, devono essere dotati di quelli che sono i sistemi di ritenuta ausiliari, i cosiddetti seggiolini. Importantissimi seggiolini lo sono più che altro perché adeguano l'altezza della cintura a quella che è la statura dei nostri trasportati, soprattutto dei nostri bambini. Quindi, le faccio vedere, quando noi andiamo a prendere, ad agganciare la cintura, noi li dobbiamo far passare su quelli che sono gli appositi spazi predisposti dal seggiolino stesso. Noi agganciamo quindi la cintura, guardi, faccio vedere proprio il movimento. La cintura cosa fa? In base all'altezza del seggiolino adegua la possibilità, la posizione sulla spalla del ragazzino o della ragazzina, perché in questo modo non va ad essere troppo alta e quindi ad insistere sul collo. Sappiamo che quando c'è un urto che porta ad esempio la velocità da 50 km/h a 0, il corpo presente all'interno del veicolo assume una forza 40 volte il proprio peso, quindi un cagnolino che mi pesa 10 kg viene ad avere un peso di 400 kg, perché 10 per 40 arriviamo a 400, quindi diventa come un proiettile all'interno dell'abitacolo. E noi allora dobbiamo trasportarli in modo adeguato per la loro e la nostra sicurezza. Quindi ci sono diverse tipologie di ritenute. La pettorina da mettere sull'animale, l'altro invece è il trasportino dove vengono posizionati all'interno, e il trasportino stesso, se non ha il sistema Isofix, perché come per i seggiolini anche per i trasportini ci sono quelli dotati di sistema Isofix, deve essere ben agganciato con la cintura di sicurezza. Per i cani più grandi, gli animali più grandi, devono essere posizionati o all'interno del bagagliaio con la rete, oppure ci sono delle rete apposite da mettere tra i posti anteriori e i posti posteriori. Questi consigli da seguire attentamente. Allora noi ci fermiamo adesso per qualche minuto, c'è la pubblicità e poi torneremo con Politica e Altra Cronaca. Di nuovo in diretta, bentornati. Ripartiamo dalla cronaca con una notizia che ci porta a Padova. Appena 19 anni, ma una serie di precedenti di tutto rispetto. Il giovane tunisino arrestato dalla polizia a Padova, condannato per 3 rapine, messe a segno ancora minorenne ai danni di coetanei e di alcune donne. Il giovane era ricercato dopo che a marzo era fuggito dal centro per il rimpatrio di Gorizia. In carcere adesso è finito anche perché è accusato di altre 4 rapine che ai danni, 2 ai danni di ragazze con l'uso di spray al peperoncino e una di una mamma che stava passeggiando in città con la figlia di 2 mesi nella carrozzina. È accusato anche di violenza sessuale con altre 2 persone ai danni di una ragazza, violenza commessa in uno stabile dismesso dell'aeroporto Allegri, dove aveva trovato rifugio e dove la polizia lo ha poi rintracciato e fermato. 9 imprese ispezionate, 6 persone denunciate, è il bilancio dell'attività di controllo dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Padova. Durante l'attività sono state verificate aziende operanti in diversi settori con il riscontro di numerose violazioni. Sono stati individuati anche 5 lavoratori in nero. Nel complesso sono state elevate ammende pari a 160.000 euro e sanzioni amministrative per oltre 38.000 euro.
Allora, vediamo se è... allora, andiamo con le immagini intanto a Belluno, poi vediamo se riusciamo a collegarci con la nostra Tiziana Bolognani, perché vediamo in arrivo a Pedavena Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia. Tosi che non le ha mandate a dire in queste settimane di sicuro agli alleati al governo in regione, quindi Lega e Fratelli d'Italia. Tosi che sta cercando naturalmente di guadagnare per Forza Italia uno spazio di un certo rilievo al tavolo delle trattative, non solo ma anche in vista proprio della discesa in campo per le elezioni. Vedremo con la nostra Tiziana Bolognani quando ci chiederà la linea. E invece apriamo una finestra sul maltempo, di cui vi abbiamo dato ampio conto in questi giorni. Il maltempo sulla nostra pedemontana e non solo. Siamo in diretta con il nostro Lucio Zanato, perché adesso con le piogge previste nelle prossime ore il tema è quello delle frane. Abbiamo visto in grande sofferenza le nostre colline. Lucio, buongiorno. Buongiorno, proprio in collina, io sono a Pedeguarda, quindi a Follina, tra Follina e Pieve di Soligo, e sono con il signor Bruno Gallonetto. Quel bianco che vedete alle nostre spalle è la frana praticamente che è precipitata sulle case sottostanti e che è praticamente entrata in casa dei vicini del signor Gallonetto. Il signor Gallonetto sta qui sopra, noi siamo esattamente lungo la riva in un punto dove c'è per fortuna uno spazio, e giusto per farvi capire anche, come dire, l'edificazione che c'è stata in queste colline. Il signor Bruno Gallonetto ha 75 anni, è la prima volta che ha visto così tanta acqua l'altro giorno. Assolutamente sì, mai vista tanta acqua così. Ecco, poi tra l'altro il signor Bruno Gallonetto è una persona che, come dire, è abbastanza previdente, quindi ha anche un pluviometro, non so se lo vedete. Mi sono dotato di un pluviometro. Ecco, e allora mi dice quanta acqua ha raccolto l'altro giorno? Allora, ieri, dopo verso le 3 del pomeriggio, quando ho finito di piovere, ho svuotato... L'altro ieri? Sì, l'altro ieri ho svuotato questo pluviometro, c'erano dentro 70 mm d'acqua. 70 mm venuti giù in un'ora? Giù un'ora e mezza, penso, perché questa frana dovrebbe essere partita attorno alle 2. Ecco. Io non me ne sono accorto, però il mio vicino poi è venuto a suonarmi il campanello per avvisarmi del fatto. Ecco, e va detto che è un fronte di una decina di metri per un bel po' di materiale che è finito direttamente dentro la casa proprio del vicino. Però lei ha anche fatto una... hanno costruito delle case semi-interrate proprio di fronte a una collina con una pendenza di questo genere. Non so adesso chi sia la competenza, però sicuramente qua qualcosa di strano c'è stato. Esatto, qui poi è un altro tema che affronteremo magari più avanti, però volevo chiederle, lei ha fatto il calcolo anche di quanta acqua è venuta giù fino adesso nell'ultimo mese? Sì, in questo conta millimetri, diciamo, ha una taratura fino a 250 millimetri, lo svuoto una volta alla settimana o dopo un temporale. Dall'inizio di luglio siamo andati fuori colonna, abbiamo ripreso di nuovo e adesso siamo a 75, quindi 250 più 75 sono 325 mm, cioè, grosso modo. Quindi in un mese è venuto giù Lina? 32 cm d'acqua. 32 cm d'acqua per metro quadro, si intende, quindi provate a immaginare quanta acqua è arrivata, tanto è vero che qui c'era un muro di contenimento che fino a sempre ha tenuto, probabilmente non aveva dei drenaggi, l'acqua a un certo punto il terreno si è emulsionato e poi è franato. Esatto, il terreno si è emulsionato, difatti quando sono sceso, si vede anche adesso, sembrava di camminare sulle sabbie mobili, era proprio terreno emulsionato. Ecco, quindi qui la riflessione è: primo, naturalmente il cambiamento climatico, perché non è mai capitata una cosa di questo genere in 75 anni, ci diceva. Secondo invece è la gestione invece delle strutture, perché se prima si poteva fare un muro solamente, adesso si deve tenere conto della grossa quantità di pioggia, e soprattutto bisogna fare una riflessione sulle edificazioni che sono state permesse in tutti questi anni. Il resto ve lo raccontiamo nel telegiornale di questa sera, perché sento che dovrebbe esserci la linea da dare a Belluno. A te, Lina. Grazie Lucio Zanato, grazie all'ospite. Continuiamo per ora a parlare di maltempo con il servizio che abbiamo realizzato da Colle Umberto, dove il sindaco Sebastiano Coletti, anche lui in procinto di chiedere lo stato di calamità, ci ha parlato davvero di una situazione di grossa criticità in quel territorio. Veramente di un turbine che dove è passato ha lasciato distruzione dietro di sé. Per fortuna non ci sono stati danni a persone,
però il patrimonio ne ha risentito. Inevitabile quindi pensare alla richiesta di stato di calamità. Sì, lo stiamo valutando anche noi, con i sindaci qui dei comuni limitrofi, perché i danni ci sono. Ora il problema resta anche quello delle alberature, anche quelle sane, che hanno subito un forte stress. I danni secondo me si calcoleranno, si potranno valutare nei prossimi giorni, sia alle colture, penso ai vigneti, alcuni dei quali ho sentito degli agricoltori mi hanno detto abbiamo già vendemmiato, perché è stato vento misto a pioggia, misto a grandine, è stata un mix letale da questo punto di vista, ma anche gli alberi, perché alberi come questo qui adesso va tagliato, ma anche tutti gli alberi del parco, qui ad esempio hanno subito uno stress, e quelli lungo le vie, i privati, bisognerà prestare particolare attenzione anche in un'ottica di eventuale richiesta di stato di crisi. E non è la prima volta che a Colle Umberto la natura si abbatte con violenza. 24 luglio 2023, 24 luglio 2025, insomma in inframezzo qualche altro evento. Ormai sta diventando una consuetudine, bisognerà attrezzarsi con mezzi e persone e risorse che i comuni non hanno. Le uniche note positive sono che nessuno è rimasto gravemente ferito, ma le tragedie sono state sfiorate, come questo ragazzo del Bangladesh, Ibrahim, che per poco non viene colpito da un albero mentre andava al lavoro in bici a San Fior. Quindi l'albero ti è caduto addosso o no, ti è caduto? Un po' davanti, quando un po' davanti io non ho fermato subito, dopo io ho caduto. Quindi l'albero è caduto, ti è caduto davanti, non ti è caduto addosso, sì, però sì. Ti è caduto davanti e poi tu sei andato a sbatterci contro. Sì, certo. Situazione dunque in continuo monitoraggio anche in vista delle prossime ore. Allora, chi conosce bene il nostro territorio, in particolare le colline e le montagne, sono gli alpini. Andiamo subito in diretta da Bassano del Grappa con Vanessa Banzato, perché gli alpini danno il via all'ex caserma Montegrappa, al campo scuola alpino. Sappiamo un'attività a cui tengono molto, l'abbiamo visto anche nel Trevigiano. Vanessa, a te buongiorno. Buongiorno a te Elina, e sì, perché siamo arrivati alla quinta edizione del campo scuola alpino. Ci troviamo, come hai detto anche tu poco fa, all'interno dell'ex caserma Montegrappa, che è un punto, un luogo fondamentale, di fondamentale importanza per il bassanese e per gli alpini bassanesi. Come il direttore del campo scuola alpino Sergio Panuello e il presidente dell'ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo. Io parto subito dal presidente Rugolo, perché davvero c'è tanto entusiasmo e soprattutto numeri da record per questa quinta edizione. Sì, entusiasmo alle stelle. È il quinto anno che Bassano, nell'ex caserma Montegrappa, ospita uno dei campi scuola nazionali dell'Associazione Nazionale Alpini, e i numeri da record. Abbiamo fatto sold out in pochissime ore qui a Bassano. Sono 52 i ragazzi, arrivano un po' da tutta Italia, ma soprattutto motivo di vanto e di orgoglio per noi è che metà di questi quest'anno provengono dal nostro territorio, a significare che abbiamo lavorato bene, stiamo lavorando bene come sezione per questo grande progetto. Perciò noi ci crediamo e sono sicuro che anche loro altrettanto. Direttore Panuello, è un programma intenso, un programma ricco e tra l'altro impegnativo per questa quinta edizione. Buongiorno, sì, impegnativo. Diciamo che è un programma dove saremo anche noi in prima linea, per cui l'impegno forse più nostro che loro. I ragazzi basta iniziarli a mettere in condizione giusta, poi sono veramente bravi ad affrontare queste cose. E quella cosa bella che mi piace sottolineare, che tra i nostri volontari ci sono tantissimi giovani, per cui io credo che quello che ha detto il presidente Rugolo, noi qui veramente abbiamo fatto sold out anche a livello di giovani. Li potete vedere là schierati, e sono tutti ragazzi che hanno partecipato nel passato dei campi scuola, che ora sono forza attiva come volontari. Sono l'esatto bellissimo trade union tra loro e gli allievi. Una settimana tra l'altro sarà interamente dedicata alle escursioni in montagna, sulle nostre montagne. Assolutamente sì, partiremo da Cavaso del Tomba, faremo il Tomba a Montegrappa, andremo a Enigo, faremo un po' di uscite nelle montagne di Enigo per rientrare a Gaglio. Tutti i territori dove sono passati purtroppo 100 anni fa quelle terribili battaglie della Grande Guerra, e dove tanti loro coetanei quella volta sono stati presi e sono venuti lì. Chi è riuscito a portare la vita a casa bene, e molti purtroppo sono rimasti, e noi passeremo in quei luoghi, e dove troveremo un cimitero, un piccolo omaggio floreale, lo metteremo senz'altro. In totale sicurezza sempre? Assolutamente sì, assolutamente. Per noi la sicurezza è fondamentale. Tutti i percorsi li abbiamo
visti, valutati e fino all'ultimo momento, se c'è un dubbio, lo andremo a verificare. Per noi la sicurezza è fondamentale. Presidente, lei ha usato un termine, una parola quando ha salutato questi ragazzi e queste ragazze, ovvero lealtà. Sì, lealtà nei confronti del compagno di cordata, lealtà nei confronti soprattutto degli istruttori, ma soprattutto con se stessi. Hanno scelto di fare questa esperienza, noi ci aspettiamo che siano coerenti con se stessi, la vivano a pieno e possano tornare a casa veramente con qualcosa di importante, di particolare nel cuore e nell'animo. Noi ce la metteremo tutta e ci aspettiamo che loro facciano altrettanto. E insomma, Lina, hai sentito, saranno davvero, parto proprio oggi queste 2 settimane intense nel campo scuola alpino, dal piazzale dell'ex caserma Montegrappa di Bassano del Grappa. È davvero tutto e ti cedo la linea. Grazie come sempre a Vanessa Banzato e Renzo Rigon, grazie agli alpini per il loro grande impegno. Noi ci spostiamo adesso per una circostanza tutt'altro che felice purtroppo. Oggi a Padova è stato il giorno dell'addio al 17enne che è morto precipitando dal balcone a Corfù mentre era in vacanza con gli amici. Per noi c'erano Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende. È la chiesa della Madonna Incoronata nel quartiere della Sacra Famiglia a Padova ad aver salutato per l'ultima volta Alessandro Bandarin Troi. C'erano davvero tantissime persone a porgere l'addio a Dio, portarlo a Dio, come ha detto il parroco Don Gian Romano Niesotto in questo sabato mattina, che ha regolato nell'ora e mezza in cui è durato il funerale davvero un po' di sole. C'era la famiglia straziata di Alessandro, il papà, la mamma, la sorellina che non riusciva a staccarsi dalla bara chiara coperta di fiori bianchi. C'erano poi tantissimi amici di Alessandro che alla fine hanno detto, sussurrato un ciao Ale, lanciando al cielo decine di palloncini bianchi e blu in cui avevano scritto un loro pensiero. Una cerimonia davvero sobria, silenziosa, in cui però si è sentito tutto il dolore per quella che resta una morte davvero inspiegabile. Ricordiamolo, Alessandro era in vacanza con i compagni di classe del liceo classico Tito Livio a Corfù in Grecia quando è caduto dal terrazzo di un appartamento dove si trovava con alcune ragazze belghe. Una caduta terribile, nonostante il tentativo di portarlo dalla Grecia a Padova. Alessandro la settimana scorsa purtroppo è morto. C'è anche un'inchiesta aperta dalla Procura di Padova sulla sua morte, ma oggi è stato il giorno del dolore e del saluto. Grazie ai colleghi di Padova per questo resoconto davvero doloroso e sentito. Allora noi torniamo alla politica. Vi abbiamo mostrato poco fa l'arrivo di Flavio Tosi in diretta a Pedavena per la sua visita a Lampo il giorno dopo il varo delle storiche modifiche allo statuto del partito. A Pedavena l'incontro con la segreteria degli Azzurri. Per noi dunque eccola qui già pronta Tiziana Bolognani. A te buongiorno, buongiorno a Flavio Tosi. Buongiorno Lina, a te a studio, buongiorno all'eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia che ci ha raggiunto e che ha verificato, non ce ne fosse bisogno, le condizioni della viabilità bellunese e delle località contermini per raggiungere le code che lei ha fatto oggi? Si sa, nel senso che il tema Cortina è conosciutissimo perché Cortina è conosciuta e quindi frane e disagi. Cantieri ovunque, io arrivo su dalla Valsugana e anche lì cantieri dappertutto, fai la deviazione seguendo il navigatore, finisci sul semaforo della zona Valbenenta e anche lì coda di un quarto d'ora per passare un semaforo. Se abbiamo un problema, un deficit infrastrutturale ancora oggi in Veneto che deve essere assolutamente colmato, perché per le industrie, per i cittadini, per l'emergenza non puoi avere la viabilità messa così in Veneto. E questo è un imperativo evidentemente anche nei programmi delle prossime regionali su cui è in corso questa trattativa tra i partiti di centrodestra. Quali sono gli ultimi aggiornamenti che lei ci può dare? Gli ultimi aggiornamenti sono che le elezioni andranno a fine novembre, al 16 o al 23, perché il nome del candidato
ci scommetterei, c'è ancora una riunione la settimana prossima fra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Secondo me non si arriverà alla conclusione, perché mentre il centrosinistra ha già il candidato Manildo, perché con tutto rispetto ma perdono, il centrodestra invece vince per certo, e quindi la scelta del candidato è poi quello che deve anche vincere. I nomi sul tavolo sono il sottoscritto per Fratelli d'Italia, Alberto Forza Italia, questo lapsus. Scusa, per Forza Italia, per Fratelli d'Italia c'è o Luca De Carlo, così dicono, o Raffaele Speranzon, che è senatore di Venezia. Per la Lega si parla di Alberto Stefani, che è il mio collega coordinatore regionale, e quindi secondo me la settimana prossima non verrà ancora presa una decisione e si andrà a settembre, quindi si vota a fine novembre, considerando che bisogna trovare un equilibrio fra 6 regioni che vanno al voto, tra il Comune di Venezia che va al voto l'anno dopo, Padova, Verona e Belluno votano l'anno dopo ancora, e quindi ci sarà una trattativa che dovrà trovare lo spazio preponderante per Fratelli d'Italia, perché è il primo partito della coalizione nettamente, ma ovviamente poi non potranno esprimere tutti i candidati, e quindi ci sarà qualche posto anche per Forza Italia e per la Lega. Speriamo che il Veneto tocchi a noi, però ripeto, anche se non toccasse a noi faremo una bella campagna elettorale e correremo per il candidato che sceglierà la coalizione. Ecco, questa corsa è certamente una corsa che voi condividete sul territorio, perché dal territorio Forza Italia riparte e le modifiche che avete impresso nello statuto certamente li guardano. Sì, perché ancora per scelta di Silvio Berlusconi, e poi portata avanti da Antonio Tajani dopo che il presidente è mancato, si è ripreso a fare i congressi, si è ripreso con i tesseramenti. L'anno prima avevamo fatto 110.000 tessere a livello nazionale, l'anno scorso 150.000. Io quando mi sono insediato come coordinatore regionale avevamo 400 tessere in Veneto, oggi ne abbiamo più di 8.000, quindi vuol dire che è un partito in crescita costante, lo dicono anche i numeri elettorali, e con sempre più radicamento, sindaci, amministratori locali, amministratori civici, imprenditori. È un partito che sta tornando a essere quello che era, cioè un punto di riferimento vero, serio, credibile anche per il Veneto. Noi l'abbiamo incontrata quando aveva iniziato la sua campagna acquisti proprio fra gli amministratori, e resta ancora in piedi la querelle che riguarda l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che in molti dicevano vicino a Forza Italia. Ma allora, noi a suo tempo lo dicemmo a Giampaolo, che fra l'altro è un amico che conosco da più di 30 anni, e ad altri amministratori sia regionali e locali. Forza Italia è un partito accogliente, nel senso che le persone che sanno governare non gli diamo spazio e possibilità di crescere insieme a noi, perché è proprio quella che è la radice del partito di oggi, la caratteristica del partito di Forza Italia di oggi è basarsi sugli amministratori locali. Io sono stato per 30 anni fra sindaco, consigliere provinciale, consigliere comunale, amministratore regionale, e quindi bisogna dare spazio a chi sa governare il territorio. Quindi se Giampaolo, visto che parliamo del bellunese, volesse venire, è il benvenuto, perché è persona che ha capacità di governo. Oggi l'elettore e l'elettrice vogliono affidabilità, serietà e capacità di governo. Lina, se ho ancora 30 secondi di tempo, volevo riallacciarmi al discorso iniziale, cioè quello della carenza infrastrutturale, per chiedere all'onorevole Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, una battuta sulla situazione che da un mese si sta trascinando di disagio, grandissimo disagio sulla statale 51 di Alemagna, dove servono certamente risorse. Ma lì c'è un problema di allocazione delle risorse e di tempi dei cantieri. I tempi rispetto alle Olimpiadi sono sballati, nel senso che non si finirà per tempo, e quindi io non do colpa a qualcuno o a qualcun altro. È un dato oggettivo che quei cantieri sono stati gestiti male nella tempistica, perché non finiranno i lavori prima delle Olimpiadi, quindi c'è da farsi il segno della croce quando ci sarà decine di migliaia di visitatori in più che arriveranno. 2, l'allocazione delle risorse, perché 110 milioni per una pista da bob, che serve per le Olimpiadi, per carità, ma ci sono 39 campioni, 39 atleti praticanti in Italia, 39, e facciamo una pista da 110 milioni che dopo le Olimpiadi farà la fine del vecchio impianto Conti e andrà in malora, con tutto quello che serve in provincia di Belluno, perché al di là di Cortina, che serve la viabilità, ma serve viabilità dappertutto, servono infrastrutture dappertutto. Con quella cifra potevi fare moltissimo, forse andava pensata diversamente. Ringrazio l'onorevole Flavio Tosi, e da Pedavena vi restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani, Stefano Bozzi, grazie naturalmente a Flavio Tosi.
Torniamo alla cronaca dai nostri territori e da quelli che sono naturalmente gli strumenti di cui si dotano le amministrazioni per cercare di contenere fenomeni di ordine pubblico sempre più critici nei centri, soprattutto nei grossi centri. A Montebelluna sono state presentate le nuove dotazioni della polizia locale, la bodycam e il taser alle agenti, ma anche più videosorveglianza, anche se il dato più evidente è il numero di cittadini aderenti al controllo di vicinato. Voi come amministrazione comunale quanto investite in sicurezza ogni anno il bilancio? Investiamo il più possibile, nell'ordine circa di un quinto del nostro bilancio, anche perché poi bisognerebbe capire come far rientrare le voci di sicurezza all'interno del bilancio, ma le spese per la sicurezza non sono mai spese, sono investimenti. E questi sono gli ultimi investimenti in sicurezza del comune di Montebelluna. 13 bodycam, ovvero telecamere da indossare durante il servizio, e 2 taser per fermare con scarica elettrica ogni tentativo di aggressione agli agenti in servizio. Ma il sindaco ci aggiunge sopra anche un piano di controllo notturno del territorio. Il progetto Montebelluna Sicura, che prevede 25 uscite da qui a fine anno da parte di 2 pattuglie dalle ore 19 alle ore 2 di notte di concerto con l'Arma dei Carabinieri, sia per quanto riguarda le manifestazioni, a Montebelluna ne abbiamo tante, ma anche per quanto riguarda tutto il territorio, quindi tutte le contrade. Bodycam che serviranno per registrare l'attività degli agenti. Sono strumenti appunto di prevenzione che potranno sicuramente garantire la sicurezza dei miei collaboratori in determinate situazioni di criticità, ma soprattutto anche la sicurezza dei cittadini stessi. Accanto all'azione della polizia sul territorio c'è il sistema di videosorveglianza incrementato lo scorso anno al Parco Legrenzi, a Mercato Vecchio, al sottopasso ferroviario, al Palamazzalovo, oltre che in centro città. Tutte le telecamere sono collegate in fibra ottica con la centrale operativa della polizia locale, sono in ogni caso anche visionabili presso la centrale operativa dei carabinieri. Sono circa 110 ottiche e pertanto distribuite capillarmente su quasi tutto il territorio comunale. Ma quello che sta facendo la differenza in tema sicurezza è l'adesione di 1075 cittadini divisi in 21 gruppi su 11 contrade al progetto Controllo di Vicinato, con a capo il comandante Scarpa. Grazie al protocollo d'intesa sottoscritto con la prefettura di Treviso, il comandante quindi sottoscritto è entrato a far parte di quello che è il controllo del vicinato, quindi sono all'interno del gruppo WhatsApp dei coordinatori, pertanto in diretta so quello che succede all'interno del territorio comunale, grazie alle segnalazioni appunto dei cittadini. I fenomeni da monitorare sappiamo che sono molti, quello dei vandalismi è uno di questi, quest'estate vi stiamo dando conto davvero di tanti episodi purtroppo. Allora è stato preso di mira, ultimo in ordine di tempo, il centro estivo allestito alle elementari di Borgo Padova a Castelfranco Veneto. Vandalismi e furti al centro estivo, presa di mira la scuola elementare San Giorgio di via Manzoni a Castelfranco Veneto, che in questi mesi di vacanze ospita le attività rivolte a bambini e bambine. I soliti ignoti di notte hanno distrutto una piscina che era stata allestita nel giardino della struttura, tagliando i teli, e non contenti hanno forzato 2 finestre per entrare nell'edificio e rubare 2 casse acustiche di valore. Hanno agito indisturbati. I gestori del centro estivo si sono accorti del disastro solo alla mattina, quando hanno aperto la scuola, e chi gestisce il camp non esclude che si tratti di gente che ben conosce l'area. I vari ingressi sgraditi notturni erano già stati segnalati alle forze dell'ordine. Ecco, io ho riscontrato un gruppo genitori molto attento e molto pronto a rispondere a questo disagio che abbiamo incontrato, e appunto mi hanno fatto presente che sono episodi che si sono già verificati in precedenza, in sostanza. Quello che si chiede è un lavoro in squadra tra genitori e tra istituzioni. Esatto, allora secondo a nostro parere ci vuole proprio una bella sinergia e fare squadra, perché è un vero peccato che una struttura come questa venga penalizzata da queste presenze che disturbano e danneggiano le attività che vengono svolte a favore delle famiglie, in sostanza. Queste persone vanno fermate, dichiara Diotto. Non si può passare sopra questi episodi qua, perché sennò continueranno a moltiplicarsi e pensano che noi abbiamo paura, invece no, qua la questione è fare squadra, impedire che questo succeda, controllare il territorio e invece incentivare le attività e farne ancora di più, perché la scuola e questa zona sia una zona viva, in maniera da appunto disincentivare questi episodi che non fanno piacere a nessuno. Servirebbero magari anche più telecamere.
Ecco, sarebbe fantastico avere delle telecamere che possano visualizzare questa zona e magari anche qualche punto luce in più. Un chiaro messaggio alle istituzioni, perché abbiamo sentito solo lavorando in squadra si possono evitare tali spiacevoli episodi che nel frattempo sono stati segnalati alle forze dell'ordine. Questa dunque la situazione, l'avete sentito. Allora, già col collegamento di Ilaria Marchiori abbiamo fatto un po' il punto anche sul traffico con questo weekend problematico dal punto di vista della circolazione stradale per i tanti spostamenti per le vacanze. Andiamo al casello autostradale di Lattisana, dove per noi si trova Omar Costantini che è pronto per darci il punto della situazione. Omar, buongiorno. Sì, buongiorno, come detto ci troviamo proprio alla barriera di Lattisana per la direttrice verso Lignano e Bibbione. Allora faccio velocemente il punto della situazione di pochi istanti fa. Il traffico lungo la rete autostradale è scorrevole, l'unico punto critico al momento segnalato è tra l'uscita del casello di San Giorgio di Nogaro in direzione del nodo di Palmanova, dove ci sono rallentamenti e code. Soprattutto la cosa un po' anomala perché in particolare in direzione Austria. Dunque questa coda si è formata perché ci sono molte persone in transito che da ovest stanno raggiungendo la zona di Tarvisio, tanto per darvi idea. Mentre per quanto riguarda la direttrice opposta, cioè verso Trieste, al momento all'Isert non sono segnalate criticità. Per quanto riguarda il casello in questione, dove in questo momento vi stiamo parlando, le attese sono più o meno queste. Per chi paga con carta o con denaro contante, l'attesa circa 1 minuto e mezzo /2, mentre per le persone che utilizzano il Telepass, come potete vedere, ringraziamo Giancarlo Celanta che vi sta facendo in questo momento le inquadrature, che sono gli ultimi 3 caselli dove stanno uscendo in questo momento queste auto. Praticamente il traffico è scorrevole. Come detto, anche all'Isert non ci sono criticità, i tempi di attesa sono ridotti. Chiaramente Autostrade Alto Adriatico ha messo in campo una task force di circa 300 persone tra addetto ai caselli e lungo il percorso. In caso d'emergenza, se ci fossero code particolari tipo all'Isert che superi ad esempio i 6 km di coda, ci sarà una safety car che da Palmanova parte, si attesta all'uscita della A34, dunque a Villesse, devia il traffico lungo Gorizia e da lì chi vorrà poi raggiungere le mete turistiche d'oltre confine seguirà le varie segnaletiche stradali slovene o croate. Però ripetiamo, al momento tutto ciò non è stato attuato perché il traffico è scorrevole. Chiaramente in caso di emergenza è pronto anche il bypass A27 e A28 e viceversa, cioè dal nodo di Mestre, Conegliano, poi si riscende verso Portogruaro e viceversa. Non ci sono incidenti per fortuna da segnalare, eccetto un veicolo in panne, ma tutto è stato risolto. Per quanto riguarda la zona dove vi sto parlando, al momento, ripeto, i tempi di attesa sono questi: 2 minuti circa per chi paga il biglietto al casello con carta o con moneta contante, mentre il passaggio al Telepass è praticamente libero. E dalla barriera di Lattisana è tutto, ripasso la linea allo studio per la prosecuzione del nostro notiziario. Grazie a Omar Costantini di questo aggiornamento. Dunque lo ribadiamo, grande attenzione naturalmente negli spostamenti verso il mare, la montagna e poi l'estero, come avete sentito. A Padova intanto entrano nella fase cruciale i cantieri del tram. Da lunedì al via i lavori sul cavalcavia di Chiesa Nuova e in via Piovese. In stazione si lavora per la creazione della piattaforma del sistema Smart. Se la rivoluzione in arrivo nella viabilità di Padova avesse bisogno di immagini simbolo, queste, girate in stazione, ne sono sicuramente l'emblema. Da qualche giorno infatti il cantiere aperto per il tram ha subito un'ulteriore accelerazione nell'area in cui si realizzerà la grande piattaforma di interconnessione tra le linee del tram di Padova. Da mercoledì sono state avviate le delicate operazioni di innesto tra la linea SIR 1, quella esistente, e le nuove linee in costruzione, ovvero il SIR 2 e il SIR 3, cuore centrale delle 3 infrastrutture su cui insisteranno fino a 8 percorsi. 450 corse al giorno con l'uso di 55 mezzi per un trasporto di circa 12.000 persone. Questo è l'obiettivo finale del sistema Smart, dove si lavora senza sosta, sabato compreso, per rispettare i tempi imposti dal PNRR.
in stazione, ma non solo. Da lunedì il cantiere del SIR 2 Rubano Vigonza arriva al cavalcavia di via Chiesa Nuova, dove sarà istituito un senso unico alternato regolato da Movieri. Per il SIR 3, stazione Volta Barozzo, l'intervento tocca adesso l'intersezione tra via Piovese e piazza Nani. A Vicenza invece il Consiglio provinciale ha adottato il documento unico di programmazione e tra le priorità condivise per il prossimo triennio c'è quella relativa alle strade provinciali e alle scuole superiori. Nuove proposte anche per l'ex Siamic. È la bussola per il prossimo triennio, rappresenta la base per la relazione del bilancio di previsione. Parliamo del documento unico di programmazione di cui ha preso atto il Consiglio provinciale, che raccoglie gli intenti dell'amministrazione. Tra gli indirizzi preponderanti quelli relativi alla sicurezza delle strade provinciali e agli investimenti sull'edilizia scolastica. In tema di edilizia scolastica sono confermati i fondi annuali a disposizione degli istituti superiori di competenza, 1.400.000 euro per la sicurezza antincendio, 800.000 euro per i lavori di manutenzione, 500.000 euro per le migliorie e 300.000 per le coperture agli intonaci, ma non solo. L'approvazione della trasformazione in mutuo del finanziamento sul Boccioni, che quindi a breve vedrà la sottoscrizione della convenzione e poi tutto l'iter per l'avvio dei lavori, e inoltre una nuova convenzione per quanto riguarda lo Scotton di Breganze. Sicuramente atti importanti che, uniti alla necessità di riassegnare il service per quanto riguarda la gestione delle scuole per un valore di 6 milioni di euro e soprattutto alla nuova programmazione, ai nuovi interventi che sempre in collaborazione con l'ITS Meccatronico faremo alla Caserma Borghesi, danno un chiaro segnale della operatività, della vicinanza che vogliamo dare nei confronti degli studenti come provincia. Per quanto riguarda gli edifici provinciali, prosegue l'interlocuzione con IPAB per la vendita congiunta degli immobili ex Siamic a Vicenza. Le aste finora sono andate deserte. L'intenzione è quella di procedere con altri tentativi di vendita all'asta, ma nel frattempo la provincia sta valutando la possibilità di recuperare l'edificio come sede direzionale di Società Vicentina Trasporti. A breve verrà quindi affidato un incarico ad un esperto per valutare l'opportunità e il costo di una simile operazione. Allora, questa è la situazione. Prima di andare in pubblicità abbiamo parlato purtroppo di sicurezza stradale in questa nostra prima edizione e c'è da dar conto di un nuovo incidente mortale avvenuto a Codevigo nello scontro tra un'auto e una moto. I colleghi di Padova ci aggiorneranno via via su questo nuovo incidente mortale che purtroppo si è verificato, come detto, nel Padovano. Noi adesso andiamo in pubblicità e torneremo tra poco. Eccoci di nuovo in diretta. Allora ci sarà diversa cronaca da riprendere, lo abbiamo detto. Intanto saluto e ringrazio per avermi raggiunto in studio Adriano Bordignon. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno Lina. Presidente nazionale del Forum Associazioni Familiari, quindi un ruolo molto importante con tanti appuntamenti e tanti incontri che ha svolto in questi anni da quando è presidente, no? E adesso anche scrittore, vediamo, perché tante delle sue riflessioni le ha voluto mettere in un libro. Vediamo se riusciamo a farlo vedere. Rivoluzione e famiglia, già il titolo incuriosisce, poi avremo delle immagini che possiamo proporre mentre ne parliamo. Un ecosistema per il futuro. Allora, intanto da dove nasce l'idea, la volontà di mettere, di trasformare in un libro appunto la sua visione, le vostre visioni di associazioni di famiglia? E poi è curioso anche questo ecosistema per il futuro, perché lei ha paragonato proprio la famiglia e il contesto in cui vive a un ecosistema. Sì, è proprio così. Questo libro nasce da un'urgenza, è stato faticoso farlo perché insomma, i ritagli di tempo sono sempre pochi, però nasce da un'urgenza di fare un po' di ordine dall'esperienza di incontri e di conoscenza che ho avuto in questi anni sia nel territorio trevigiano e veneto prima e poi anche a livello nazionale, e nasce un po' da un'istanza di superare due problemi grossi attorno alla questione famiglia. Il primo è sempre stato
questo, che la famiglia è stato il luogo del dibattito ideologico, del dibattito che poi non ha portato a nessun tipo di scelta. E c'è un detto africano che dice insomma che quando gli elefanti si scontrano è sempre l'erba a restare schiacciata. Ecco, così è successo alla famiglia, perché nel dibattito e nelle promesse preelettorali, poi nella sostanza dei fatti, sia a livello amministrativo sia a livello politico, si è fatto poco per la famiglia, di fronte a due grandi problemi. Il primo, che la famiglia non è mai stata riconosciuta come un soggetto sociale, qualcosa di specifico, di nuovo, di differente dalla somma delle persone che lo compongono. Il secondo è che la famiglia viene agli onori della cronaca e della politica quando è il luogo dei problemi, delle povertà educative, delle povertà economiche, delle violenze, e mai la famiglia che funziona e concorre al benessere della comunità. Ecco, tutto nasce da questo. E l'idea è che la famiglia, il sottotitolo Un ecosistema per il futuro, parla della famiglia come un organismo, qualcosa di vivo e che può generare vita e benessere, ma necessita di un ecosistema che sia funzionale e non disfunzionale. Ecco, su questo ho cercato di sviluppare questo testo, insomma, che può essere interessante. Allora, la famiglia e le varie componenti volevo snocciolare di questo ecosistema. Allora, abbiamo il suolo, abbiamo l'acqua, abbiamo il clima. In che senso? Allora, ho provato a usare un tema figurativo, perché il tema dell'ecosistema, dell'equilibrio è un tema che ci sta molto a cuore. Ormai abbiamo imparato che tutto è collegato e che uno squilibrio porta non uno svantaggio solo per la piccola parte squilibrata, ma per tutti quanti. Ecco, la famiglia è dentro questo ecosistema e è qualcosa di vivo. Allora, ho trovato il suolo, rappresenta la nostra storia, il territorio nel quale siamo radicati o nel quale ci inseriamo, e quindi fatto delle tradizioni, della cultura, di quello che incide sulle dinamiche delle famiglie, che è diverso da Treviso rispetto alla periferia di Catania, al centro di Milano, alla Sardegna, ma anche a altre parti del mondo. E il secondo aspetto è l'acqua, che rappresenta la vita quotidiana, le relazioni che ci fanno da un lato innamorare della vita, dall'altro impazzire e soffrire. Queste relazioni che ci costituiscono e che nella famiglia noi impariamo ad alfabetizzarci in questo senso. Il terzo aspetto riguarda il clima, cioè il contesto nel quale le famiglie vivono. Molto spesso ci si riempie la bocca della parola famiglia, ma non c'è un'attenzione ai bisogni delle famiglie, dei minori, dei fragili e degli anziani che lo compongono, e quindi servono delle politiche familiari che sono i nutrienti, cioè l'assegno unico, la scuola, i servizi per l'infanzia, e poi successivamente c'è l'aria, che è il tema fondamentale per le famiglie. Oggi le famiglie vivono una grande sofferenza, vivono un futuro incerto e con una speranza che è messa un po' a repentaglio. Da ultimo poi appunto abbiamo trovato anche questa questione, la questione della luce, che è l'idea della trascendenza, del guardare lungo, guardare in largo e in alto. Le famiglie non si accontentano di leggere solo l'oggi, hanno bisogno di avere in mente il passato, il presente e il futuro. Allora, prima di inoltrarci negli strumenti per dare una mano a queste famiglie, cosa c'è di rivoluzionario nella famiglia? Siamo arrivati a pensare che sia rivoluzionario perché ormai nessuno la mette più su, la famiglia? In qualche misura è un cambio di tendenza. Oggi mettere su famiglia vuol dire avere coraggio, vuol dire intanto fidarsi di qualcuno col quale metterla su, fidarsi di un contesto nel quale appunto sembra sempre più complesso avere dei rapporti duraturi nel tempo, ma soprattutto essere sostenuti nei propri progetti. Vediamo insomma che per una coppia giovane acquistare una casa è complicato, oppure prendere una casa in affitto è difficile, oppure per dei genitori, in particolare penso alle donne, è complicato tenere assieme in modo armonioso, sufficientemente armonioso, i tempi della famiglia e i tempi appunto del lavoro. Ecco, è necessario, io uso dire, indossare gli occhiali della famiglia, cercare di metterla a fuoco e riconoscere che ha bisogno di strumenti appropriati perché possa non essere un problema, ma una risorsa per l'economia, per la solidarietà, per il civismo. Senta, c'è una paginata sul Gazzettino di oggi, si parla di dati OCSE, il paradosso natalità, PIL pro capite giù con più figli. Se la fertilità all'improvviso salisse da 1,2 a 2,1 nati per ogni donna, la crescita calerebbe di 7 punti in 20 anni, il dato che fa discutere, che viene appunto dall'organizzazione parigina. Sì, questo è un dato ormai risaputo. Le società diremo anziane come età hanno un PIL che si eleva, che cresce nell'immediato. Perché? Perché chi sono le persone più benestanti? I bambini? No, Save the Children ce lo ricorda ogni anno. I bambini sono quelli che sono più in difficoltà economica e le famiglie numerose ancora di più.
e quindi l'accentramento della ricchezza pro capite si attesta nelle fasce di popolazione più elevata. Ma è un'onda che durerà molto poco, nel senso che già la popolazione di mezzo, la cosiddetta l'ex middle class, la classe media, si sta consumando. E come arriva la ricchezza? Arriva con una popolazione squilibrata fatta solo di anziani? No. Bisogna fare in modo che ci siano nuovi lavoratori, che ci siano nuove persone per le quali investire, che ci sia una capacità di innovazione che arriva solo con i più giovani. Ecco, osservare questo dato è un dato reale, ma è un dato che commentato così è assai miope. Sì, è fuorviante, nel senso che poi andare a raccontare alla gente che fare figli impoverisce, che già è un tema questo, no? Sul lungo periodo appunto è miope, nel senso che... Ma se voi domandate alle associazioni di categoria, agli imprenditori e chiedete ma voi preferite che la popolazione diventi sempre più vecchia o preferite che ci siano più giovani, loro vi diranno fin da subito la questione demografica è un'urgenza per il mondo produttivo, sia in termini di persone che possono lavorare, ma anche di capacità innovativa. Un cinquantenne tipo me ha certamente una capacità inferiore di innovatività, di capacità di stare al passo col digitale, con l'intelligenza artificiale rispetto a un diciottenne. Ecco, se noi abbiamo una popolazione attiva sempre più anziana, ecco, la nostra capacità di stare in competizione con gli altri parti del pianeta diminuirà sempre di più. Senta, ci ricordi da quanto è presidente nazionale del Forum delle Famiglie Italiane? Allora, ormai sono 2 anni che sono presidente del Forum nazionale, prima ho fatto 2 anni di presidenza del Forum regionale e insomma ho lavorato a lungo al centro della famiglia, quindi l'esperienza, il punto di vista attorno alla famiglia è un'esperienza che porto nel cuore, ormai è dentro le mie ossa, dentro il mio sangue. Quindi 2 anni sul fronte, diciamo, nazionale. E mi viene da chiederle che impressione ha avuto di questo, nel senso, lei di appelli, di proposte ne ha fatti tantissimi, qual è il riscontro? Il riscontro è al di sotto delle nostre aspettative. È indubbio che noi reputiamo la questione della famiglia e la questione correlata della demografia e dello squilibrio demografico una questione centrale per il Paese. Ormai la questione demografica è riconosciuta da tutti come l'elemento principale sul quale si dovrebbe investire. L'ha detto lo stesso Draghi a ottobre scorso quando ha parlato del nostro squilibrio demografico, ma i dati sono evidenti. Il sistema pensionistico, il sistema scolastico, il sistema sanitario, se non trovano un riequilibrio metteranno in difficoltà i componenti che ne godono. Ecco, su questo noi ci aspetteremo un grande impegno, ma a livello di comuni, a livello di regione e a livello di governo nazionale. Su questo alcune partite si sono avviate, da poche settimane abbiamo un evidente impegno da parte di 6 ministeri attorno alla questione della riforma dell'ISEE, ma se parliamo di ecosistema sappiamo che non c'è un'unica misura che può risolvere la questione. Serve anticipare i tempi di scelta e di autonomia responsabile dei giovani, nei quali possono fare le loro scelte di vita, quindi è legato alla questione dell'abitare. Serve un lavoro che sia sempre più a misura di famiglia, per gli uomini ma anche per le donne, serve che l'uomo e la donna condividano i compiti di cura in modo adeguato, serve una fiscalità e su questo aspettiamo il governo che sarà impegnato in campagna elettorale in questo senso, che riconosca i carichi familiari, ma per esempio adesso siamo ai principi di agosto, i genitori cominciano già a acquistare i libri per la scuola e capiamo che dalle medie ma alle elementari, alle superiori diventano esborsi estremamente significativi. Ecco, una ultima proposta che abbiamo fatto l'anno scorso senza esito positivo, ma noi siamo pervicaci, insistiamo, è se c'è un diritto allo studio e lo studio dovrebbe essere gratuito, almeno una detrazione per l'acquisto dei libri deve essere messa in campo oggi per arrivare ai libri gratuiti tra qualche anno. È totalmente incomprensibile a una famiglia che le elementari siano gratuiti, alle medie per esempio no, e poi c'è l'obbligo scolastico, va da sé che dovrebbero essere appunto se non gratuiti quantomeno molto più accessibili. Sì, è così, è un bias, un errore che abbiamo tutti quanti in mente. Sembra quasi che i figli da un certo punto di età in poi cessino di costare. C'è l'assegno unico per esempio che è una grande misura, ma dal 18° al 21° anno di vita è ridotto al 50%, dal 21° al 24° anno di vita per i figli in casa a carico non c'è più. Ma io domando ai genitori che hanno figli all'università, sì, i figli sono gratis. Ecco, questo capita, ma capita anche nel mondo delle aziende. Noi lavoriamo molto con il welfare aziendale, lavoriamo con molte imprese che si impegnano su questo perché reputano che la questione natalità e la questione famiglia siano centrali,
ma grandissima parte delle loro misure sono solo fino ai 10 anni. Dopo ci stupiamo dei problemi degli adolescenti, che non ci sono spazi adeguati, che gli adolescenti sono lasciati a se stessi, ma se i genitori sono chiamati a lavorare, se non ci sono spazi di socialità adeguati, seguiti, educativi per i ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, che aspettative possiamo avere? Ecco, serve un cambio di mentalità. Senta, allora a questo proposito chiederei cortesemente alla regia di mostrarci il servizio che ha realizzato la nostra redazione di Vicenza sulle novità arrivate proprio per chi ha bimbi piccoli. 15 nuovi posti negli asili nido e una progressiva diminuzione delle rette dal 40 al 60%, così ha annunciato il sindaco Possamai. Andiamo a sentire. La rivoluzione degli asili nido di Vicenza, un impegno che il sindaco Giacomo Possamai aveva assunto in campagna elettorale e che è giusto dargli atto che sta portando avanti. Come tutti i grandi cambiamenti, anche questo non può avvenire dall'oggi al domani e sta procedendo per gradi. L'ultimo annuncio oggi, una quindicina di nuovi posti a disposizione degli asili nido della città e una diminuzione delle rette del 60% a partire dal 1° settembre. L'impegno era quello di tagliare del 20% all'anno le rette, l'anno prossimo arriviamo al 60%, ci sono le risorse a bilancio e quindi le rette degli asili nido peseranno meno sulle tasche delle famiglie. Dunque, diminuire da una parte, aumentare dall'altra, diminuire le rette e aumentare il numero dei posti negli asili. Era questo l'altro impegno assunto dal sindaco di Vicenza per dare risposta alle famiglie vicentine. Complessivamente i posti al nido negli ultimi 2 anni passano da circa 420 a circa 500, un passo avanti importante per aiutare le famiglie e particolarmente le donne, perché purtroppo nel nostro paese nella stragrande maggioranza dei casi sono proprio le donne a dover stare a casa con i figli e quindi a rinunciare al lavoro. Invece vogliamo che tutte e tutti possano avere la possibilità di condurre la propria vita lavorativa e la propria realizzazione personale. Cosa mi dice di questo provvedimento? Appunto è una delle tante gocce. Sì, però è sulla giusta strada, nel senso che una famiglia, soprattutto nei primi anni di vita, ha dei redditi che non sono ancora stabilizzati e sono ancora ridotti. E la questione di avere i nidi e poi anche le scuole dell'infanzia, che non sono scuole dell'obbligo e quindi non hanno una copertura economica sufficiente per i genitori, che siano accessibili, siano presenti e siano accessibili, è un elemento fondamentale. Per una madre, per un padre, tornare al posto di lavoro sapendo che i figli sono custoditi in luoghi adeguati e senza esborsi esosi che andrebbero a erodere fortemente il reddito, ecco, è una questione centrale. Certo è che non basta Vicenza, serve un ragionamento di territorio vasto, regionale, e ci aspettiamo insomma che nel dibattito politico per la prossima campagna elettorale anche questo sia al centro dell'attenzione. Esatto, perché ormai ci siamo quasi, la campagna sta entrando nel vivo, abbiamo le regionali naturalmente e poi ci saranno nuovamente più avanti le politiche. Rispetto a quello che contiene questo libro, quello che dicevamo, lei diceva, allora l'ISEE in questo momento si sta trattando questo tema, ma cos'altro si potrebbe fare anche a stretto giro? Allora, ci sono 4 grandi capitoli che mi sembra possano essere interessanti per comporre questo ecosistema e ognuno da solo non basta. C'è il livello fiscale dei trasferimenti economici, di cui assegno unico è un aspetto, ma le detrazioni per i libri scolastici sono un altro aspetto, ma penso a tutte le detrazioni anche per l'attività dello sport dei figli sono solo quantità esigue che si possono detrarre. L'altro aspetto è la riforma fiscale. Oggi noi abbiamo una tassazione che tratta Adriano Bordignon scapolo come Adriano Bordignon con 3 figli, come se non avesse dei costi correlati. Ecco, sarebbe equo e in chiave di investimento avere una fiscalità in questo senso compatibile. L'altro aspetto è quello dei servizi territoriali che vanno a tutti i servizi per la prima infanzia, parlavamo del nido, delle scuole dell'infanzia, in particolare le scuole paritarie in questo territorio vanno sostenute perché le rette si possono ridurre e possono continuare ad esistere, ma c'è tutto un servizio per esempio che va dato per tutta la popolazione di giovanissimi e di adolescenti che altrimenti rischiano di stare male. Poi c'è il tema del lavoro, della conciliazione lavoro e famiglia, della remunerazione adeguata per le donne, della possibilità di rientro al lavoro in modo appropriato per le donne senza perdere possibilità di far carriera. E poi ci sono tutti i servizi perché la famiglia
È bella perché è anche imperfetta e nel ciclo della vita ha dei momenti di fatica che vanno aiutati e quindi il sistema di consultori, dei centri per la famiglia, ecco, va supportato e devono essere messe in condizione le famiglie di poterci accedere. E dall'ultimo c'è il grande capitolo della casa. Per un giovane, per una giovane coppia, trovare casa in Veneto, ma anche il resto d'Italia, è assai complesso, perché anche la questione del turismo legato a questo affittacamere, insomma, leva possibilità alle famiglie di vivere nelle città. Certamente. Mi viene in mente che l'altro giorno noi abbiamo realizzato un servizio con l'Università di Padova, che ha fatto un'indagine sui giovani e il lavoro finisce al 6° posto delle priorità dei ragazzi di adesso, con la famiglia che è al primo. È benaugurante in qualche modo, no? Perché il 6° posto significa che prima, per dire, al 3° posto, mi pare, o 4° c'era il tempo libero, per capirsi, no? Tempo libero e famiglia sono due cose che secondo me si assomigliano abbastanza, certo. Nel senso che è chiaro che bisogna avere spazio per sé e per la propria crescita, naturalmente. Questo fa appunto ben sperare in qualche modo, cioè i ragazzi di adesso possono arrivare a scardinare quello che fino adesso non si è scardinato. Sì, penso di sì. Questa lettura è una lettura positiva e io non ho tutti i dati per poter fare delle riflessioni sufficienti, però ci sono due aspetti. Noi abbiamo capito, e anche da altri osservatori, sono direttore dell'Ente Bilaterale del Commercio, Turismo e Servizi della provincia di Treviso, presidente, scusa, abbiamo notato che i giovani vogliono una vita che sia equilibrata, che non sia completamente sacrificata, che consideri il fatto della cura di se stessi, delle relazioni e dei contesti in cui si vive. E questo è un aspetto positivo, assolutamente da valorizzare. Il fatto che la famiglia sia ai primi posti è una questione particolarmente significativa anche per me. Dall'altro lato, oggi siamo in un'epoca di super offerte di lavoro. Volendo cercare lavoro non c'è grande difficoltà. E i giovani hanno anche un grande turnover e spostamento da diversi luoghi di lavoro. Ecco, questo è anche legato a un'epoca in cui insomma non c'è carenza di lavoro. Laddove andassimo in difficoltà come sistema produttivo, cosa che non è da escludere se non mettiamo in campo degli interventi di investimento, allora lì forse si tornerebbe indietro, perché il lavoro serve, perché prima di tutto dà un reddito. Ma se riusciamo a farlo diventare, oltre che fonte di reddito, fonte di realizzazione di se stessi, di concorso a rendere questa società migliore e appunto anche uno spazio di civismo, diventa insomma la gallina dalle uova d'oro. Senta, lei che impegni vede per il suo post vacanze a questo punto? In cosa sarà impegnato da settembre in poi? Ma penso che la questione, noi stiamo già lavorando per la legge di bilancio, per portare al governo delle proposte. Il 31 incontrerò il ministro Giorgetti e poi appunto di seguito incontreremo anche altri ministri, perché come dicevamo la questione famiglia non è di appannaggio solo del Ministro della Famiglia, non è appannaggio solo del Ministro del Sociale, ma interviene anche il MEF, l'università, la sanità, e quindi faremo il giro con alcune proposte, perché il forum ha questa caratteristica, non si limita a lamentare dei problemi, ma porta delle proposte costruttive perché è corresponsabile. E allora grazie ad Adriano Bordignon per il suo impegno, Presidente nazionale del Forum Associazioni Familiari, uno dei temi appunto più caldi purtroppo che c'è nell'agenda di questo nostro tempo, per riportare i giovani, le coppie, le famiglie appunto in grado di autosostenersi e di far famiglia. Grazie. Grazie e appunto complimenti anche per questo lavoro, perché ha molti spunti di riflessione. Noi adesso continuiamo parlando di ragazzi sotto un altro verso, perché parliamo del pellegrinaggio di 2 milioni di passi che sta percorrendo la Francia, arrivato a Lione, pronto per una deviazione programmata verso il Giubileo dei Giovani. 489 chilometri, 23 intense giornate di cammino. È giunto a un terzo dell'intero tragitto il pellegrinaggio en route con Sant'Antonio, arrivato da Brive-la-Gaillarde nella città di Lione, terzo capoluogo francese dopo Parigi e Marsiglia. Qui i pellegrini francescani parteciperanno al mandato d'invio che 600 giovani dell'arcidiocesi di Lione, diretti al Giubileo, riceveranno dalle mani dell'arcivescovo Olivier de Germey.
E anche il progetto En route con Sant'Antonio sta per rientrare in Italia. Da Lione si sposterà infatti ad Assisi, da dove con 700 giovani coinvolti dalle pastorali francescane e conventuali di tutto il mondo farà tappa a Roma, dove dal 31 luglio al 3 agosto Papa Leone XIV accoglierà 500.000 di giovani in arrivo da tutto il mondo per l'anno santo. La ripartenza a piedi da Lione è prevista per l'11 agosto, festa di Santa Chiara. I pellegrini sono attesi nella Basilica del Santo domenica 21 settembre. In Cansiglio invece domani innanzitutto ci sarà la messa tradizionale con gli immigrati, la Trevisani nel mondo, ve lo ricordiamo, che trasmetteremo in mattinata in diretta. Ma il Cansiglio farà anche da teatro alla Vittorio Veneto Cansiglio, la storica corsa automobilistica organizzata da ACI Treviso, di cui è stata presentata l'edizione 2025. Le date da segnare sul calendario sono quelle del 13 e 14 settembre, il luogo Fregona, il numero 5930. Tanti sono i metri che separano la partenza a Mezzavilla dall'arrivo a Valsalega. È l'edizione 2025 della Vittorio Veneto Cansiglio, gara di velocità in salita organizzata dall'ACI di Treviso e valida come prova del campionato italiano di velocità in montagna. Una gara nata nel 1924, entrata nella storia dell'automobilismo, con vincitori come Tazio Nuvolari saliti nell'Olimpo di questo sport. È una gara che ACI Treviso ha voluto riprendere 3 anni fa. In 3 anni siamo riusciti a portarla da una gara di semplice velocità in salita, prima campionato italiano e quest'anno a super campionato italiano, quindi con coefficiente 1,5. Consideriamo che siamo la gara con maggior titolazione al nord Italia, escluse le super salite tipo Trento Mondone, tipo altre che sono così, però la nostra insomma è quella che è maggiormente riconosciuta e questo ci inorgoglisce noi come ACI Treviso. Quella di quest'anno sarà l'edizione numero 43. L'ultimo pilota ad averla vinta è stato il trentino Diego De Gasperi, che in collegamento alla presentazione della corsa ha parlato degli standard di sicurezza della gara. Sta facendo un lavoro incredibile sulla gara del Cansiglio e questo grandissimo lavoro alla fine porterà anche risultati, perché ne potrà beneficiare anche la popolazione locale, quindi fruirà di tutte queste modifiche anche chi andrà a farsi il giro nel Cansiglio, troverà una strada sempre ogni anno sempre migliore. Un legame dunque con il territorio, quello della Vittorio Veneto Cansiglio, che si manifesta anche negli effetti sull'economia locale. Se la manifestazione cresce, il binomio territorio-manifestazione, cresce anche il territorio, quindi più andiamo avanti come titolazione, come situazioni sportive e più il territorio ne può beneficiare. Lo sport dunque come volano anche per la promozione del Cansiglio. Un'area sulla quale stiamo cercando di investire molto come Regione Veneto, anche in termini di promozione, pensiamo all'ultimo film che è stato girato recentemente in quel territorio e quindi insomma è un'occasione per tante persone che vengono dall'Italia e addirittura anche da fuori Italia per venire con i propri equipaggi, persone a seguito, famiglie, poi ritornano a modo di scoprire un territorio. L'ultimo servizio dunque per questa nostra prima edizione, vi ricordo dopo di noi Agricoltura e alle 14:10 Cook Academy, duetto in cucina, infine alle 14:30 il cinema come sempre con l'ospite inatteso. Grazie regia ad Alessandro Granziere e a Mattia Pizzaia, noi ci diamo appuntamento come sempre per i telegiornali di questa sera, intanto a voi tutti un buon pomeriggio, arrivederci.